Eccoci insieme. Allora, prima di incominciare, io vorrei interpellare voi perché ci spiegate bene qual è il vostro ruolo, che cosa servono queste entità che voi rappresentate. Lo dico così perché effettivamente io ne ho accennato delle persone che hanno chiamato oppure che vivono situazioni un pochettino difficili, non sapevano né cos'era il consigliere di parità, né niente di niente, dove si trovasse, che tipo di struttura fosse. Forse sono più noti centri antiviolenza del territorio, perché magari sono insediati anche da tempo, ma le persone che vivono certe situazioni non ne sono al corrente. Questo è un dato di fatto, purtroppo. Allora, parto io? Come volete. Allora, io sono un consigliere delegato alle pari opportunità per il Comune di Vicenza. Si può avere un assessorato o un consigliere delegato, a seconda sia della grandezza della città che delle disponibilità economiche della città stessa. Nello specifico mi occupo di tutto ciò che riguarda l'ambito femminile, diciamo, cittadino e associazioni LGBT e tutte le persone che in qualche modo si sentono o in qualche modo discriminate. Okay? Perfetto. Questo a livello di città. E rientra sotto il mio ambito il centro antiviolenza, di cui mi occupo, quindi poi a scalata le case protette e quant'altro. E abbiamo una tavola delle politiche di genere, quindi che presiedo in quanto consigliere delegato, che si tratta di una tavola che raccoglie 25 associazioni femminili presenti in città da più di 3 anni. Con queste lavoriamo molto e quindi loro fanno proposte che poi io in qualche modo riesco a sviluppare e a portare nelle sedi amministrative e portarle avanti. Quindi un trade union, un coordinamento, un'attività di supporto. Per esempio, questo qui è un esempio, questo libricino che abbiamo fatto che si chiama Vicenza per le donne. Ogni associazione ha scritto un proprio capitolo, non so chi l'avvocato, sulla legalità, le commercialiste, su altre cose, le consulenti di lavoro, le medico, e l'abbiamo riunito e abbiamo prodotto questo libro che è un vademecum di 80 pagine su tutto ciò che può essere utile alla donna in città. Perfetto. Voi? Noi, consigliere di parità della provincia di Treviso, nel mio caso. Consiglieri di parità è un ruolo istituzionale, siamo di nomina del Ministero del Lavoro su designazione nel mio caso della provincia oppure della regione nel caso della consigliera regionale oppure del ministro direttamente della consigliera nazionale. Quindi c'è una rete di consigliere provinciali, regionale e nazionale, questo è un po' l'organigramma. Facciamo tutte riferimento al Ministro del Lavoro, siamo pubblici ufficiali. Pubblici ufficiali perché tuteliamo le discriminazioni nell'ambito lavorativo, discriminazioni di genere, quindi non discriminazioni nei confronti delle donne, ma di genere. Ovviamente, purtroppo, devo dirlo con grande rammarico, le discriminazioni molto spesso derivano dalla maternità. Cioè, quando una donna rientra da una maternità si trova ancora discriminata. Passano i secoli e continua. Purtroppo. Perché la maternità non è considerata un valore sociale, perché non è considerata insomma, quello che dovrebbe essere, e poi vediamo i tassi di natalità, perché l'Istat di ieri ha pubblicato il nuovo tasso di natalità che è ulteriormente sceso, quindi questo è il grave problema. Per cui noi interveniamo come conciliazione nei rapporti tra i lavoratori e le lavoratrici e le aziende. Abbiamo dei protocolli d'intesa con il sindacato e anche con la direzione territoriale del lavoro, quindi facciamo un discorso sinergico. Io generalmente quando intervengo coinvolgo comunque anche sia i sindacati che la direzione territoriale del lavoro. Ma la discriminazione è quando rientrano, è cambio di posto, orario, discriminazione che si tende a fare, cioè che tipo di situazione si verifica? C'è un po' di tutto, nel senso che molto spesso addirittura c'è un demansionamento. Quindi non trova più effettivamente il posto di lavoro, la mansione per la quale era stata assunta, ma si trova a fare tutt'altra cosa. Poi spesso viene anche mobbizzata, adesso passatemi il termine, anche se non è magari questo il termine corretto, perché poi il mobbing ha tutta una sua dinamica diversa, ma perché viene vessata, no? Ecco, la vessazione è il termine più corretto, viene vessata perché essendo madre magari viene ritenuta meno presente nel lavoro, come se una donna con la maternità diventasse improvvisamente incapace di intendere e di volere. Ovviamente non è così, poi insomma, ci sono anche studi in questo senso. Quindi io consiglio sempre di rivolgersi alle consigliere di parità all'interno delle province. Noi c'è una convenzione tra le province e il Ministero del Lavoro per l'utilizzo degli spazi delle province
e quindi ci trovate nelle province proprio di appartenenza. Adesso non si chiamano più province, si chiamano enti di area vasta, ma comunque insomma esiste questa. Ecco, esiste ancora fisicamente questo insediamento. Perfetto. Siamo collegati con l'avvocato Fratallone, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, ecco. Noi non la vediamo, sappiamo che ci segue, sarà presente durante la trasmissione, così potrà fare gli interventi dal punto di vista penalistico e purtroppo saranno importanti, avvocato. Sono a disposizione. Benissimo, allora adesso io ci tenevo a fare una parentesi con voi perché effettivamente non sempre sono situazioni note. Vediamo la nostra copertina, quindi c'è un trailer di un film, magari molti di voi l'avrete visto, è comunque toccante ma è uno spaccato di 5 casi diversi che purtroppo si verificano, serve un po' a darci il là e poi vedremo un altro contributo, vediamolo insieme. Ha detto che è caduta, la lei può di qui come? Mia moglie è molto distratta a volte. Sì, abbiamo pensato di andare al mare, che fai? Vieni con noi? Lì, basta, stai zitto! Va bene a portarselo dietro. Di questi tempi una bella donna come lei. Lo amo, papà. Questo non è amore. Li ho visti oggi fuori dalla scuola. Ma che hai fatto? Ma hai spiato? Non succederà più, te lo prometto. Ti fai fare così. Che devo pensare? Dai che se stai buono ti do pure un aumento. Ma sei idiota! Sto proprio come te, ma adesso glielo faccio capire io come ci si comporta. Ma lui è piccolo. Sai che succede se non fai quello che ti diciamo, vero? Ti do 5 minuti per sparire. 5 minuti per sparire! Cosa fa? Hai impazzito? Ti ho chiesto scusa, Scusa un cazzo. Ehi, oh ragazzina! Vediamo chi corre più veloce. Corri. Allora, oltre 100 donne in Italia ogni anno vengono uccise da uomini, quasi sempre quelli che sostengono di amarle. Questo è un dato inquietante, ma ci sono altri numeri inquietanti. Vediamo il servizio di copertina. Sono ancora tante, troppe, le donne che vengono uccise da mariti, amanti, fidanzati. Le storie si ripetono, i casi di cronaca si susseguono e al centro delle violenze ci sono loro, costrette a subire. Anna, Fabiana, Vania, l'infermiera massacrata dal suo uomo, Sara bruciata viva dal suo ex, Pamela, originaria di Ragusa, strangolata nel suo appartamento in Brasile il 17 novembre scorso. E poi c'è Elisabeth, ennesima vittima, peruviana di 29 anni, anche lei è stata uccisa in casa dal suo convivente di 56 anni. In Italia, secondo l'Istat, sono 6.788.000 le donne che hanno subito forme di violenza nella loro vita. La più diffusa resta la violenza sessuale, ma subito dopo c'è quella fisica e poi lo stalking. Dal 2012 sono 599 le donne uccise da fidanzati, mariti, amanti. Solo nel 2016 sono state 116 in tutto le vittime di omicidio volontario. Dati drammatici che ancora una volta vengono confermati dall'Istat e che ogni anno si ripropongono il 25 novembre quando si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Anche quest'anno in Italia e in tutto il mondo vengono organizzati incontri, dibattiti, manifestazioni per non dimenticare i volti e le storie di vite spezzate senza motivo. La consapevolezza del problema è cresciuta, ma resta una forte resistenza delle donne a denunciare, ha spiegato il capitano Francesca Lauria, comandante della sezione atti persecutori del raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche. È una denuncia tardiva può far perdere tempo prezioso. Allora, ci ha raggiunto anche Fabio Balestriero, segretario regionale SAP Veneto, grazie Sindacato di Polizia, grazie di essere qui con noi. Partiamo con lei a questo punto. Buonasera. Buonasera. Quanta cognizione avete di questo fenomeno a seguito di denunce effettive e quali sono gli errori che più di frequente la vittima, tra virgolette, commette nel denunciare tardivamente, non denunciare, non farsi viva, eccetera, perché poi sentiremo appunto gli avvocati che cosa ci dicono per quel che riguarda le normative esistenti e quindi il tipo di tutela che lo Stato prevede. Credo che sia di cognizione diffusa che un reato di questo tipo riguardante soprattutto persone deboli, minorenni,
donne, spesso fatti che accadono nell'ambito familiare, è spesso un reato che alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria è anche misconosciuto, ovvero spesso e volentieri le vittime tardano a denunciare proprio per evidentemente per un retaggio culturale, per il tentativo che spesso fanno di riconciliare le cose all'interno della propria famiglia. Quindi devo dire che il primo sintomo che noi avvertiamo di un fenomeno che ha chiaramente dei risvolti di natura giudiziaria, ma che ha sicuramente un grosso impatto di carattere sociale e che quindi spesso vede le vittime ritrose a rivolgersi all'autorità giudiziaria, ovvero alla polizia giudiziaria. Vi è da dire che nel corso degli ultimi anni, a seguito delle modifiche che si sono apportate al codice di procedura, al codice penale, insomma con l'introduzione di una normativa specifica, sicuramente le garanzie a favore delle vittime sono aumentate e quindi la percezione da parte di queste ultime di essere tutelate o di poter avere maggiori tutele sono notevolmente aumentate. Ma credo che vi sia un punto critico, di cui magari forse parleremo durante la trasmissione anche con chi tratta la materia giuridica in maniera più specifica, e cioè mi riferisco a quel momento in cui, a seguito della denuncia, rivolta chiaramente all'aggressore, vi è una sorta di situazione di impasse nella quale la persona è denunciata a piede libero, magari anche per fatti gravi, si è in attesa di processo e la vittima avverte tutto quel pericolo che chiaramente può essere recatogli da insidie che nel proseguo possono avvenire nonostante tutto da parte dell'aggressore, da parte solitamente del familiare o dal convivente o tutta una serie di soggetti che chiaramente con i quali lei è entrata in relazione. Quindi il problema è un problema complesso che probabilmente ha bisogno di ulteriori ritocchi secondo il nostro punto di vista, secondo il mio modesto punto di vista, perché forse attraverso meccanismi che sono già previsti all'interno della nuova normativa di recente innovazione, che è del 2014, se non vado errato, forse potrebbero essere ulteriormente migliorati per garantire maggiore sicurezza in una fase transitoria che è quella tra la denuncia e l'esito processuale. Ecco, questa è una fase molto delicata che ci vede privi per alcuni versi di strumenti utili per poter, sì, abbiamo l'avviso orale, vi è tutta una serie di strumenti che sono stati come dire, implementati nel corso di queste innovazioni giurisdizionali che sono avvenute, giuridiche e giurisdizionali che sono avvenute, però resta il fatto che abbiamo un momento in cui la vittima in qualche modo è difficilmente tutelabile. Sia quando è in casa o anche quando esce fuori di casa, dopo aver denunciato, in quale... Allora, il problema nasce proprio qui, e cioè la vittima che denuncia fatti di questo tipo e addita chiaramente un responsabile, ha la necessità chiaramente di poter vivere una vita di relazione normale, quindi di svolgere attività lavorativa e altro. Normalmente è difficile riuscire a garantire la sua incolumità nonostante tutto, perché è vero che la persona è un soggetto che comunque in ogni caso, la persona che si è resa protagonista del reato è una persona che chiaramente viene ad essere nota a noi, però è anche altrettanto vero che gli strumenti che abbiamo a disposizione non sono così coercitivi, cioè non abbiamo la possibilità di inibire, salvo che chiaramente il magistrato non disponga misure ulteriori di limitazione della libertà del soggetto. Ci sono dei casi in cui la vittima denuncia e resta a casa? Cioè la vittima rimane a casa? È un po' difficile riuscire a dare, non mi risulta... No, ma non ci sono. Ci sono situazioni di questo tipo? Beh, ma ci sono le situazioni protette, cioè in strutture protette. In strutture protette. No, parlavo di denunciare e restare in casa. Ma difficile. Non ci sono. Ci sono delle situazioni nelle quali è previsto che queste persone, le vittime, possono andare in strutture protette e quindi tutelate. Ma ci sono tante altre situazioni che poi sono quelle che salgono agli onori della nostra cronaca, insomma, no? E cioè vittime che magari hanno più volte denunciato i loro carnefici,
insomma, voglio dire, no? Che però magari subiscono ulteriori atti persecutori di vario tipo. Di vario tipo, bravo. Di vario tipo. Per noi lì è difficile intervenire, ovvero si interviene, ma l'intervento ha, come dire, un ritardo. Forse ci vorrebbe una maggior rapidità, una maggiore efficacia in ordine alla tutela preventiva proprio della vittima. Faccio un esempio perché così riusciamo, l'uso del braccialetto elettronico per esempio, no? Cioè la possibilità di poter controllare se l'ipotetico aggressore, colui il quale è stato chiaramente oggetto di denuncia da parte di vittima, si avvicini alla vittima. Questo è un aspetto della faccenda che è previsto dalla normativa ma molto poco utilizzato, per esempio. Lo sappiamo, un po' in generale. Il poco utilizzo è implicabile, già noi abbiamo delle grosse difficoltà per quanto riguarda misure alternative alla detenzione domiciliare, ovvero il braccialetto elettronico, perché ci sono delle difficoltà anche di carattere economico, per esempio, no? Cioè ci sono dei costi che sono relativi al braccialetto ma anche all'operatore telefonico che ovviamente ha dei costi nella gestione di questa situazione. Ma forse... quindi anche le risorse umane sono limitate. Lo sappiamo perfettamente. Non è semplice interdire la facoltà ad un soggetto, per esempio, di non avvicinarsi oltre a un certo... Cioè, però lei sta dicendo c'è tra virgolette un vuoto normativo o una... No, ma dopo ne parliamo con l'avvocato di questo, perché... Si potrebbe essere più incisivi nella misura in cui ci fossero più risorse, e sia di soldi sia di personale. Più efficace, più che efficace. Secondo me manca l'efficacia, cioè la norma prevede una serie di situazioni che possono essere effettivamente in modo astratto utili alla vittima, poi la realtà pratica diventa più difficile applicarla, perché la norma, ripeto, astrattamente lo prevede. Per paradosso sembra che nella migliore delle ipotesi, quando una donna denuncia, nella migliore delle ipotesi viene messa in struttura protetta, cioè in carcere, certo, la vittima, in carcere, e non può più vivere perché se è protetta, insomma è protetta e non vive sicuramente, che il carcere... sì, vabbè, però non è sicuramente una vita normale, quindi nella migliore delle ipotesi viene segregata. Certo. E nella peggiore delle ipotesi viene lasciata libera e chiunque si avvicina. Sono successi tanti casi di persone che erano interdetti ad avvicinarsi più di un tot chilometri, sono andati tranquillamente, hanno ucciso, hanno fatto. Se voi pensate che il nostro apparato di controllo del territorio, che è poi quello che può effettivamente come dire, tutelare queste vittime, è un apparato che già è in difficoltà, sì, ma assolutamente. È difficile riuscire in realtà metropolitane, in qualsiasi diciamo, di immediata comprensione, che non è semplice. Certo. Ora, però io credo che in questo forse varrebbe la pena di utilizzare quel buon senso che probabilmente ognuno di noi, con il quale ognuno di noi ha a che fare. Utilizziamo tutti i giorni applicazioni informatiche che consentono di localizzare le posizioni di ognuno. Infatti. Ecco, ora basterebbe probabilmente riuscire ad intervenire in maniera legislativamente corretta, applicando queste misure, ma ripeto, qui basterebbe riuscire ad avere il braccialetto elettronico, la remotizzazione per esempio sugli apparati telefonici che ormai sono di utilizzo comune a tutti noi, ed avere una situazione che consenta effettivamente, qualora si varchi un recinto virtuale, che è poi un recinto entro cui di sicurezza... per esempio nelle case di riposo. Nelle case di riposo io avevo un conoscente che aveva un braccialetto, perché loro possono uscire in giardino, ma questo signore che aveva problemi poi di capire dov'era non poteva uscire dal cancello, però il cancello, uno è entrato, lui è uscito e hanno capito subito che stava uscendo. Quindi voglio dire, non è una roba facile. Faccio un esempio molto banale. Io ho un cane, siccome ci tengo molto al mio cane, ed è un cane da caccia, quando lo lascio libero il rischio che possa non tornare esiste. Ora, esistono in commercio, hanno un costo assai limitato, 50 euro, e altri 50 per insomma, il ritorno nel famoso braccialetto sostanzialmente. Sì, è un rilevatore GPS che consente di geoposizionare praticamente il cane. Ora, che se vogliamo costa anche meno di tenere una persona in carcere, magari anche, forse. No, credo che potrebbe essere una soluzione che potremmo adottare anche in situazioni di questo tipo, sicuramente utile alle forze dell'ordine per rispondere, voglio dire, alla capacità che noi abbiamo da una parte di riuscire ad essere efficaci, soprattutto. Infatti quello le persone che chiedono l'efficacia, perché adesso andiamo in pubblicità, poi voglio sentire appunto gli avvocati che cosa dicono, perché giustamente lei dice noi abbiamo queste norme, cioè operiamo nell'ambito della legge. È il magistrato che dispone il braccialetto elettronico.
allora vediamo concretamente che cosa succede. Andiamo rapidissimi in pubblicità, poi ritorniamo insieme.